Credo che sia il momento, attorno al tema della cura e di chi si prende cura, di provare a fare un po' di rumore, di chiedere che ci sia il riconoscimento, la valorizzazione, il sostegno con provvedimenti e con azioni concrete da parte della Regione, delle aziende ULSS, degli ATS, proprio dei caregiver familiari. Lo chiediamo, lo prevediamo all'interno di questa proposta di legge che ho voluto fortemente e che penso possa rispondere a un bisogno di moltissime situazioni che nel silenzio domestico ci sono e rischiano di creare solitudini e diseguaglianze. Quello che chiediamo è che il caregiver sia preso in carico, informato, formato, ci siano delle azioni di sollievo, anche di supporto psicologico a chi si prende cura e oltre a questo la possibilità per il caregiver che deve lavorare o che deve accedere al mondo del lavoro di una considerazione della necessità di una flessibilità, di un vedere i suoi tempi di cura come parte della persona e in questo abbiamo voluto una parte specifica per i caregiver giovani, coloro che con meno di 24 anni, com'è il target europeo, si prendono cura di una persona cara e hanno bisogni scolastici legati all'istruzione, all'educazione, al benessere psicofisico specifici e a loro deve essere dedicata un'attenzione particolare come abbiamo previsto in questa proposta di legge.